Marco, con il supporto della Camera di Commercio di Verona, ha unito la tradizione artigiana appresa alla scuola di liuteria con l'innovazione, dando vita al suo negozio online di ukulele. Oggi gli ukulele di Marco suonano non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Questa è la sua storia. Ho deciso di avviare la mia attività principalmente per passione. Già dai tempi delle superiori mi è venuta questa passione di costruire strumenti musicali e dopo un periodo a cercare di entrare come apprendista da vari liutai, ho fatto piccole esperienze di qua e di là, mi sono iscritto alla scuola di liuteria di Milano. È stata una scelta un po' molto pensata perché ho dovuto mollare il lavoro che facevo al tempo e cambiare città perché era a Milano. Ho fatto 4 anni là e ho visto che era la cosa che volevo fare di lavoro e quando sono tornato ho iniziato. La Camera di Commercio di Verona mi ha aiutato proprio all'inizio con un corso informativo per chi voleva aprire partita IVA e non avevo ancora la minima idea di cosa volesse dire e l'ho fatto e mi ha dato davvero le basi per capire appunto le cose pratiche da fare e tutte le insidie di questo mondo, almeno parte, dopo molte le ho scoperte dopo, e mi ha dato un po' il là. Credo che la Camera di Commercio possa essere utile ad altre persone come me, proponendo dei corsi o dei piccoli workshop. Per me la parte importante non è tanto il tema specifico del corso, almeno guardando la mia esperienza, ma la possibilità di stare a contatto con altre persone che hanno problemi simili ai tuoi. Mi viene da dire che una cosa molto importante è trovarsi un maestro. Farlo da autodidatti è possibile, l'ho fatto, ma io ho visto tanto la svolta quando ho avuto qualcuno con molta esperienza che mi ha insegnato, che mi ha già detto dove erano i problemi, dopo ci ho sbattuto la faccia anch'io, per carità è stato necessario, però avere qualcuno dietro che possa guidarti con esperienza penso che sia molto importante in certi tipi di lavoro.